Centro Studi Sport di Montagna è un centro di ricerca del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. Presso questo centro lavorano principalmente i ricercatori del gruppo di studio del corso di laurea magistrale in Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate, corso di laurea nato a Gemona del Friuli proprio questo anno. Gli obiettivi principali di questo gruppo di ricerca è la promozione dell'attività fisica per le persone con patologie croniche stabilizzate, quali cardiopatici, diabetici, obesi e anziani in genere. Inoltre, questo gruppo di ricerca partecipa alla formazione degli studenti e delle studentesse del corso di laurea magistrale con l'obiettivo di fornire le ultime idee in campo di promozione dell'attività motoria per le persone con patologie croniche stabilizzate. Alla formazione di questi studenti è di fondamentale importanza la collaborazione con il Centro di Prescrizione dell'Esercizio Fisico, che è nato proprio presso l'ospedale di Gemona del Friuli e nel quale il Centro di Ricerca e il Centro Studi Sport di Montagna collaborano ormai da qualche anno. Il centro di prescrizione dell'esercizio fisico, che fa parte della mia organizzazione, è una risposta alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissive, che è la sfida futura della prevenzione sanitaria. Il centro è quindi una risposta a questo tipo di necessità. È nato 5 anni fa grazie alla collaborazione tra Regione, azienda sanitaria e Università degli Studi di Udine, e opera reclutando utenti che hanno necessità di iniziare l'esercizio fisico, promuoverlo e continuarlo poi nelle strutture di appartenenza. L'attività fisica è uno dei cardini importanti per quanto riguarda la prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Ecco perché in un contesto come nel nostro territorio, dove c'è un'alta incidenza di queste tipologie di malattie, è importante aver istituito questo centro che va proprio a promuovere i corretti stili di vita e a fare quell'attività di prevenzione sia primaria che secondaria per le persone anche affette da patologie cronico-degenerative, per migliorare le loro condizioni di salute e il loro benessere. Ormai è ampiamente dimostrato come la ridotta efficienza fisica conseguente alla sedentarietà sia associata ad un aumento della mortalità globale. Gli anziani e le persone affette da malattie cronico-degenerativa sono i soggetti più colpiti dalla sedentarietà, ma sono anche quelli che possono trarre i maggiori benefici da una ripresa dell'attività fisica. Per questi soggetti, infatti, solo 15 minuti di camminata al giorno sono in grado di ridurre la mortalità generale del 14%, arrivando a superare il 30% se l'attività viene progressivamente aumentata. Il centro di prescrizione di esercizio fisico nasce con la funzione di prescrivere l'esercizio fisico in modo corretto e senza rischi in persone affette da malattie cronico-degenerative. Si compone di un'equipe composta da medico dello sport, laureato in scienze motorie e infermiere. I soggetti vengono inviati al centro dallo specialista di riferimento, cardiologo, diabetologo o altro, attraverso un percorso standard e condiviso. In primis viene effettuata una visita medica per accertare le condizioni di stabilità clinica. Vengono sottoposti a test cardiopolmonare, che consiste in un test da sforzo standard con associata analisi della ventilazione. Il fine è quello di valutare la cilindrata del motore del soggetto, che equivale alla massima quantità di ossigeno che è in grado di consumare durante lo sforzo. Più alto è questo valore, maggiore sarà la cilindrata e minore il rischio. Il test consente inoltre di valutare l'efficacia degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio e metabolico, oltre che fornire l'analisi elettrocardiografica. La valutazione prosegue con ulteriori test che indagheranno principalmente le capacità coordinative, di equilibrio, di forza e di mobilità articolare. In base ai risultati dei test valutativi verrà prescritto l'esercizio fisico più idoneo per quel determinato soggetto, con l'indicazione precisa della quantità e dell'intensità di lavoro da effettuare. Gli allenamenti in palestra sono effettuati con monitoraggio della frequenza cardiaca tramite cardiofrequenzimetro, in alcuni casi in soggetti particolarmente a rischio con monitoraggio elettrocardiografico. L'infermiera monitora i soggetti più a rischio con la misurazione dei parametri vitali quando indicato. Dopo un periodo di sedute in palestra è possibile proseguire gli allenamenti nel percorso esterno adiacente all'ospedale. Il percorso esterno è caratterizzato da un percorso d'anello di strada sterrata di circa 1 chilometro e da 2 aree attrezzate per l'allenamento della forza e della mobilità articolare. Gli allenamenti presso il centro saranno via via integrati con allenamenti domiciliari autogestiti, ma condivisi con il centro stesso per il tramite di un'app dedicata
che, oltre a visualizzare i dati dell'allenamento come velocità, frequenza cardiaca, durata degli allenamenti, consente all'utente di visualizzare video o immagini degli esercizi personalizzati prescritti. In casi particolari, come per ex atleti che hanno subito un evento cardiovascolare e che vogliono continuare a svolgere lo sport in sicurezza, come ad esempio il ciclismo o il podismo, il test viene svolto sul campo, con un monitoraggio dei parametri ventilatori ed elettrocardiografici o con la bici personale su rulli professionali, consentendo una più precisa valutazione ai fini della prescrizione dell'esercizio. A termine del percorso, gli utenti possono proseguire le attività prescritte direttamente a domicilio o in una palestra del territorio, sempre con condivisione degli allenamenti in modo da mantenere un costante legame col nostro centro. A cadenze prestabilite, poi l'utente viene rivalutato nel centro di prescrizione con dei semplici test di efficienza fisica e per un rinforzo motivazionale.